Il governo elimina l'aumento della tassa d'imbarco per la Sardegna immediatamente senza attendere ulteriori verifiche. È quanto chiede Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia, che sul tema dell'aumento di 2,5 euro sui voli DAI per la Sardegna ha già presentato una mozione firmata dall'intero gruppo. L'ex governatore interviene all'indomani della risposta data dal ministro Graziano Del Rio ad un'interrogazione sulla tassa, da molti indicata come una delle ragioni dell'addio di Ryanair dalla Sardegna. Il ministro dei trasporti nella sostanza ha definito una scusa quella adotta dalla compagnia low cost irlandese. Non si può ignorare, sottolinea per l'ennesima volta Cappellacci, che la Sardegna è un'isola e che l'aereo come la nave rappresenta una scelta obbligata per i turisti e per i residenti. Introdurre nuove tasse e aumentare il costo finale del biglietto è un'azione discriminatoria nei confronti dei cittadini ed un colpo basso alla nostra economia, in particolare al settore turistico. Non solo Ryanair, continua Cappellacci, ma qualsiasi progetto con qualsiasi compagnia parte da 2,5 euro in più a passeggero per un biglietto in cui le tasse rappresentano già il 40% del prezzo finale. Se poi consideriamo che a causa dell'accordo Soru-Prodi del 2006 la Sardegna paga di tasca propria la continuità aerea, risulterà evidente la beffa di una regione che spende per abbassare il costo dei biglietti e uno Stato centrale che lo fa aumentare nuovamente a suon di tasse. Ci sono ragioni oggettive, conclude Cappellacci, per introdurre una deroga a favore dei passeggeri che volano DAI per la Sardegna. Ignorarla è una scelta politica sbagliata di cui il governo si assume tutte le responsabilità.